Il Partito Democratico e le europee tra correnti e scuderie, le interviste al segretario regionale Fausto Raciti e al deputato nazionale Angelo Capodicasa. Dario Piparo. I sondaggi politici, oltre che essere una scienza inesatta, sono spesso stati criticati. Socialmente si può interpretare la loro inesattezza perché il più delle volte, più che fotografare le intenzioni di voto, finiscono per influenzarle. Gli ultimi sondaggi sono in disaccordo più che altro sui distacchi. Il PD e il Movimento 5 Stelle sembrerebbero i favoriti incontrastati in un testa a testa punto per punto. Secondo Tecne, che ha sondato il terreno per TGcom, tra democratici e pentastellati la distanza sarebbe di appena 2 punti, 29,2 PD contro 27 del 5 Stelle, mentre Forza Italia si assesterebbe al 21. Questa di Tecne è la previsione più ottimistica sui berlusconiani, che secondo l'istituto XE per Agorà brancolano invece abbondantemente sotto il 20%, chiudendo al 17,5%. Per l'XE il PD sarebbe sopra il 5 Stelle con una forbice maggiore, 32,9% contro il 27%. Il sondaggio più recente tra quelli che analizziamo è quello dell'Ipsos per il Corriere della Sera, risalente al 26 aprile. Secondo quest'ultima inchiesta il PD dominerebbe al 34,9%, staccando nettamente il 5 Stelle, fermo al 21%. Forza Italia starebbe anche qui sotto il 20%, precisamente al 19%. Poi ci sono le varie incognite, Alfano in primis con la lista congiunta NCD-UDC-PPE, che secondo i sondaggisti dovrebbe, seppur di poco, superare lo sbarramento del 4%, con consensi attorno al 5%. La lista Tsipras potrebbe raggiungere lo sbarramento e rappresentare la vera sorpresa, ma qui i sondaggi si spaccano con la lista che danzerebbe sul filo della rappresentanza. Localizzandoci in Sicilia, il PD tiene il dibattito politico, specie per ciò che sta accadendo alla regione, ma anche ad Agrigento con la candidatura di Marco Zambuto, mal digerita da molti interni al Partito Democratico locale. A proposito abbiamo ascoltato Angelo Capodicasa, deputato nazionale. È una candidatura competitiva. Se l'area a cui appartiene Zambuto, che è l'area Renzi, lo sosterrà, è una candidatura che parte bene dalla provincia di Agrigento, ha, per le conoscenze che ho io, anche buoni sostegni nelle altre province, è competitivo. Del resto Marco è un giovane in fase, diciamo, di crescita politicamente dentro il Partito Democratico, insomma ci sta un successo elettorale da parte di Marco. Se la sua corrente, quella renziana, lo appoggerà, ha ottime chance, dice Capodicasa, che mantiene un profilo accordante nei confronti della candidatura di Marco Zambuto, anche se questa frase potrebbe tracciare la distanza della preferenza sua e della sua corrente. Il segretario Fausto Raciti, invece, mostra più di una riserva sulla lista composta. La lista del PD non era la lista che noi abbiamo costruito in direzione regionale, una lista che è stata cambiata. Credo che nonostante questo sia venuta fuori una lista con personalità belle, importanti, che ha l'ambizione di parlare alla Sicilia più che di parlare al solo Partito Democratico, a questa o quella corrente del PD.